Tessera, i dipendenti di Avia Partner, una delle società di handling che operano all'aeroporto Marco Polo di Venezia, sono tornati a incrociare le braccia nella giornata di martedì dalle 12 alle 16. I disagi per chi aveva prenotato un volo sono stati pesantissimi, benché le compagnie aeree avessero allertato per tempo i passeggeri delle varie cancellazioni. I voli in partenza dallo scalo di Tessera cancellati sono stati 18, di cui 2 relativi ad un altro sciopero, quello dell'Alitalia, e 18 sono stati anche i voli in arrivo non effettuati. Un martedì da dimenticare per molti, quindi, che segue le proteste degli scorsi 9 e 31 maggio. San Donà, ritengo inqualificabile e sconcertante vedere certe immagini che ritraggono Piazza Indipendenza con gli extracomunitari che fanno il bagno lungo il corso d'acqua in totale pace e disinvoltura. A parlare il vicepresidente della regione Gianluca Forcolin, esponente del Carroccio. L'indignazione è dovuta ad una foto che ritrae un giovane di colore completamente immerso nell'acqua in centro a San Donà. A stretto giro di posta è arrivata la replica del sindaco Cereser. È più facile un post su Facebook che una telefonata alle forze dell'ordine o accertarsi sui fatti. E anche un vicepresidente regionale si presta a questo malcostume, prendendosela con un bambino, scrive il Primo Cittadino, che poi racconta i fatti. Lunedì pomeriggio alcuni dipendenti comunali hanno notato un bambino straniero di età presumibile tra i 10 e i 12 anni che faceva il bagno nella fontana di Piazza Indipendenza. Lo hanno ripreso e lui se n'è andato promettendo di non farlo più. Marghera, continuano le truffe ai danni di anziani da parte di ladruncoli senza scrupoli. Questa volta a finire nel mirino dei delinquenti è stata una signora di 83 anni. Verso le 11:30 la figlia della sventurata ha contattato il 113 chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine perché l'anziana madre era rimasta vittima di una truffa. Il piano era scattato un'ora prima, quando la donna ha ricevuto una telefonata da parte di un fantomatico avvocato che le diceva che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente e che servivano 4.000 euro per liberarlo dal fermo dei carabinieri. La signora, una volta che il falso legale si è presentato a casa, gli ha così consegnato 1.800 euro e la fede nuziale. Chioggia, alghe e rifiuti portati dal mare in grandissima quantità hanno invaso lunedì notte le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Squadre di operatori Veritas con molti mezzi hanno lavorato ininterrottamente dalle 21 fino al mattino, quando sono arrivati i bagnanti e si è alzata la marea. In totale sono intervenute 10 persone con 3 camion, una pala meccanica e 3 trattori. Il personale ha riempito 40 rimorchi di rifiuti spiaggiati, quando in una giornata normale non si superano i 4.